Si è conclusa a Palermo la seconda conferenza sulla rivitalizzazione della dieta mediterranea, una 3 giorni che ha riunito diverse istituzioni nazionali come la FAO, il Ministero degli Esteri, il CEAM, il Forum delle Culture del Mediterraneo, esponenti della Commissione europea, oltre che un centinaio di ospiti provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo, che hanno dibattuto sul tema. La conclusione è stata quella dell'approvazione da parte della Giunta regionale siciliana del protocollo sulla dieta mediterranea che prevede un insegnamento nelle scuole dove si parlerà dell'argomento e previste altresì delle indicazioni precise circa l'utilizzo della stessa dieta all'interno delle mense e degli ospedali. I lavori della durata di 3 giorni si sono svolti in varie location della città, sostenute fattivamente dall'assessorato agricoltura con il braccio operativo del Dipartimento Pesca, diretto fino ad ora dal dottor Dario Cattabellotta, che nel frattempo è stato nominato dalla Giunta regionale dirigente generale dell'assessorato all'agricoltura. La dieta mediterranea è un po' l'espressione della nostra agricoltura, della nostra pesca e quindi riconosciuta a livello internazionale attraverso l'UNESCO diventa un fatto culturale, perché il cibo è cultura, il cibo è alimentazione. È chiaro che dobbiamo fare tanto perché riconosciuta come valore salutistico e come valore culturale, oggi siamo in una situazione in cui la legge consente di fare il pane con l'acido fosforico, quel pane che facevano benissimo le nostre nonne con farina, lievito, acqua e sale. Oggi c'è una marea di additivi dall'acido fosforico al biossido di silicio che è possibile aggiungere. Allora è chiaro che va recuperato il valore, tra virgolette, storico, identitario, culturale e antropologico alla dieta mediterranea per farne un faro per tutti i consumatori in termini di naturalità e di sostenibilità delle produzioni. Ecco, c'è questo progetto Sicilia Sea Food, di cosa si tratta? Sicilia Seafood è stato un po' mettere assieme tutte le aziende che lavorano attorno all'ittico, alla trasformazione ittica, perché il pesce è uno dei cardini della dieta mediterranea, ricordiamo la sua ricchezza in acidi grassi essenziali, omega 3, omega 6, quindi un vero toccasana per la salute. Allora tutte le aziende che si riuniscono attorno al seafood hanno accettato questa sfida, elemento della dieta mediterranea, soprattutto anche quelle che fanno parte del sistema della pesca artigianale, una pesca sostenibile, ma anche le nostre imbarcazioni di altura, perché a partire da tutto il mondo di Mazara del Vallo che continua a guardare nel Mediterraneo come elemento dove pescare i pregiatissimi gamberi, ma ha bisogno di politiche congiunte al Mediterraneo, cooperazione trasfrontaliera grazie a tutti gli sforzi fatti da Giovanni Tumbiolo, oramai è diventata anche legge comunitaria, quindi è nelle relazioni. La Sicilia è sempre stata crocevia di popolo, civiltà e cultura, può fare sicuramente tanto per mettere assieme comunità scientifica, istituzionale e quelle dei consumatori per lavorare insieme. Dottore, parliamo della pesca, settore trainante, si era passati alla fase della rottamazione, ora si va avanti con le nuove imbarcazioni grazie anche al lavoro svolto dal suo distretto. Sì, la pesca scontava questa idea che dovevamo distruggere tutte le barche, poi per fortuna è passata l'idea del progetto di valorizzazione, quindi si stanno rifacendo le imbarcazioni, si stanno acquistando le reti selettive, piani di gestione, valorizzazione del prodotto, mercati, filiera corta, trasformazione ittica, ma anche il turismo azzurro. La riapertura della tonnara favignana segna chiamiamola la ciliegina sulla torta di un percorso che vede nelle comunità marinare e nei borghi marinari della Sicilia una grande valorizzazione. Come diceva Sebastiano Tusa, il tonno non è solo un prodotto ittico, ma diventa un prodotto della civiltà alla tonnara e noi questa civiltà nel Mediterraneo vogliamo continuare a portare. Tra gli eventi in calendario voluti dallo stesso Dipartimento Pesca che ha sostenuto l'evento grazie a una misura 568 del FEAMP 2014-2020 anche un convegno dal tema Sicilia Sea Food e le donne di mare presieduto dalla dottoressa Concetta Bruno. È stata questa un'opportunità eccezionale perché parlare di dieta mediterranea e parlarne con una platea che proviene da diversi paesi dell'area del Mediterraneo e anche non solo è molto importante. Parlare di il settore che di cui noi ci occupiamo come Associazione Donne di Mare è il settore del mare, ma con particolare attenzione al settore della pesca, che è un settore in cui le donne in questi ultimi anni hanno cominciato ad avere un ruolo, diciamo, significativo, ma che per tantissimi anni è stato un ruolo negato. Il nostro lavoro si svolge soprattutto nel promuovere una leadership delle donne nel settore del mare che abbia la voce per guardare a un'economia
settoriale, un'economia del mondo proprio specifico, proiettato verso l'innovazione, verso la possibilità di un turismo sostenibile, un turismo azzurro e una blue economy. Quindi diciamo che il nostro lavoro è impostato soprattutto verso questo settore di riferimento. Tanto ovviamente sono onoratissima di essere presente a questo forum sulla dieta mediterranea e dico non solo cibo, perché ritengo, da donna di mare, intanto che le donne hanno un capitolo importantissimo avendo da sempre allevato e sfamato figli, quindi sul tema cibo diciamo che nessuno ci può sicuramente insegnare. E poi sì, una cosa molto importante è che oggi sempre di più l'uomo in generale, ma poi ovviamente gli stati, l'Europa e comunque il mondo, e quindi tutto l'orbe terracqueo, devono guardare non solo al concetto di cucina visto appunto come, ma dobbiamo cominciare a guardare soprattutto all'agricoltura, ai metodi di pesca, perché siamo sempre più minacciati dagli OGM e dalle pratiche chimiche che veramente minacciano la salute dell'uomo, e quindi se non iniziamo a darci una regola precisa, soprattutto negli acquisti, perché io poi mi rivolgo sempre ai consumatori, chiaramente facciamo una fatica immane. Quindi parlare di dieta mediterranea oggi significa mangiare mediterraneo, mangiare di casa, perché io dico dobbiamo mangiare il pane fatto con le farine canadesi o ci dobbiamo nutrire del salmone allevato possibilmente in Nord Europa, che non ha niente a che vedere con la dieta mediterranea. Quindi vige sempre un principio di libertà, ma vige un altro principio, che è quello che in particolare l'Italia deve dedicarsi alla formazione dei consumatori attraverso le migliori pratiche, noi perché dobbiamo consumare il 70% del pescato che arriva da fuori, cioè è soltanto il 30% del nostro pescato, e l'Italia è tutta bagnata, cioè siamo veramente a mare. E allora io credo che delle cose vanno riprese, e sono convintissima da sempre della forza dei consumatori, motivo per cui bisogna lavorare su di loro. Sui grani antichi abbiamo fatto un lavoro straordinario in 10 anni, la quantità del grano antico è aumentata, le coltivazioni sono aumentate, i consumatori sono più sensibili, quindi la stessa cosa stiamo cominciando a fare col pesce attraverso Donne di Mare, associazione nella quale credo tantissimo, siamo 13 donne motivatissime, e quindi da qui tutto il resto. Io ho lavorato tanto per gli allevamenti, per la carne di qualità, per la qualità degli animali stessi,